vari argomenti. Incominciamo da un argomento che è molto lontano, almeno geograficamente, chilometricamente dal Veneto. Stiamo parlando di un qualcosa successo tanti anni fa, ma che dovrebbe essere ancora vivo nella memoria di tutti coloro che hanno a cuore la democrazia contro il fondamentalismo islamico. Non stiamo parlando né della strage di Atocha, non stiamo parlando dell'11 settembre, stiamo parlando della strage di Beslan. Non so se lo ricordate, quella strage avvenuta nel 2004 e che durò dal 1 al 3 settembre 2004, un assedio all'interno di questa scuola elementare dove si celebrava il primo giorno di scuola, un sequestro di massa ad opera dei terroristi islamici ceceni e che terminò con un vero e proprio bagno di sangue a seguito del blitz che fu così necessario per liberare qualcuno da quella scuola, ma fu un blitz molto molto sanguinoso, costò la vita a 334 ostaggi, più dei poliziotti, dei soccorritori. 11 uomini delle forze speciali morirono quel giorno, morirono i 31 sequestratori, ma soprattutto furono feriti 700 ostaggi. Stiamo parlando tra morti e feriti di 1000 persone, una strage che aveva occupato tutte le prime pagine dei giornali anche italiani, ma che per qualche motivo non è entrata nel nostro immaginario collettivo, forse perché non è l'America, forse perché non è la Spagna, forse perché non è Charlie Hebdo. Però questo fatto del non essere entrati nell'inconscio collettivo non riguarda tutti, anzi riguarda solo il cosiddetto mainstream televisivo, radiofonico e sui giornali, anche perché, come spesso vi abbiamo raccontato, è nei comuni magari un pochino più piccoli che si riesce a ritrovare l'attenzione per queste cose, e noi facciamo un collegamento proprio con due persone che hanno così collaborato per fare in modo che nel comune di Campo San Martino, in provincia di Padova, si potesse ricordare in modo indelebile quella strage terribile che ci ricorda ogni giorno come la Russia, nel bene e nel male, sia un baluardo contro l'estremismo islamico. Ne parliamo con il vice sindaco di Campo San Martino in provincia di Padova, che si chiama Luciano Sandonà, dovrebbe già essere in onda con noi. Buon pomeriggio Luciano. Sì, buon pomeriggio. E con Ennio Bordato, che è tra le tante cose anche, diciamo così, l'organizzatore e l'animatore di un dibattito che porta sugli schermi dei nostri computer i migliori articoli della stampa russa, ma non solo, è anche uno che si dà molto da fare per portare aiuti sul campo della guerra in Ucraina, una persona molto informata e che è in onda con noi. Buon pomeriggio Ennio. Buon pomeriggio. Ecco Ennio, io direi di partire proprio da te. Inquadriamo, per chi non se la ricorda, questa strage di Beslan del 2004. La strage di Beslan fu terribile da un punto di vista umano, perché come diceva lei 334 furono i morti, 1200 furono gli ostaggi, prevalentemente bambini. E delle più tenere età, il più piccolo aveva 6 mesi fino a 18 anni e dal punto di vista geostrategico fu un colpo portato al cuore della Russia. Far impazzire il Caucaso, come era nelle intenzioni dei terroristi ingusci, era, come dire, una soluzione del diavolo per fare crollare la Russia. Però la Russia ha resistito, e pur con un sacrificio immane dal punto di vista non solo sanitario, umano, ma anche politico interno, questa strage è una strage che ancora lascia il segno indelebile non solo nel Caucaso, ma in tutta la Russia e nel mondo di chi, come diceva lei giustamente, riesce ancora ad avere dei valori umani al di sopra del pensiero comune. Ecco, quindi certamente una delle stragi che sono stragi dimenticate. Ce n'è anche una più recente, successa in una città che dovrebbe essere un simbolo dell'Europa pacificata, che è Stalingrado. Nella ex Stalingrado i terroristi islamici si sono fatti saltare per aria nella stazione, un'altra di quelle faccende che hanno occupato le prime pagine dei giornali, ma solo il giorno in cui è successo, poi se n'è andata, perché la Russia è sempre un po' un oggetto misterioso per questo strano paese. Non è un oggetto misterioso però
per il comune di Campo San Martino in provincia di Padova, e siamo in collegamento anche con il vice sindaco Luciano Sandonà, che ha fatto molto perché venisse dedicata una via proprio alle vittime di Beslan, e quindi ci colleghiamo con lui. Luciano, buon pomeriggio, ci puoi spiegare com'è nata questa idea di dedicare una via alle vittime di Beslan? Beh, è nata circa qualche mese fa, in occasione di 10 anni, dell'anniversario di 10 anni della strage, che è stata nel 2004, dal 1° al 3 settembre del 2004, e la giunta comunale ha deciso di intitolare una via, la via principale del nuovo quartiere, che appunto inaugureremo sabato prossimo, ai bambini di Beslan, per mettere anche in evidenza quelli che sono state le vittime innocenti e le vittime più importanti di tutto ciò che è successo, perché è stata colpita sì la Russia, è stata colpita l'Europa, perché la Russia fa parte dell'Europa, ma soprattutto è stato colpito una scuola dove i bambini si recano a imparare, e tutto sommato sono le persone più innocenti che abbiamo nel nostro vivere civile, e quindi noi abbiamo inteso portare avanti quest'idea non solo di un'intitolazione della via, ma di una cerimonia che si svolgerà sabato e sarà abbastanza importante, in quanto vedrà la presenza del segretario federale della Lega Nord, l'onorevole Salvini, ma anche del presidente Zaia, oltre che di altre persone, tra cui il signor Bordato, che è cittadino onorario di Beslan, e che approfitto dell'occasione per ringraziare anche dell'aiuto e della mano che ci ha dato nell'organizzazione di tutta la cerimonia. Questo è stato appunto il significato che avevamo voluto dare all'intitolazione della via, ma soprattutto per ricordarci dei bambini. Infatti nella cerimonia abbiamo costruito una cerimonia proprio con i ragazzi delle scuole medie del nostro comune, che è un piccolo comune, però è un comune che ha una certa importanza, che ha circa 7.000 abitanti in provincia di Padova, e i nostri bambini leggeranno alcuni brani delle testimonianze dei bambini sopravvissuti di Beslan e dei feriti, tratti appunto anche da un libro testimonianza che è stato scritto proprio da Ennio Bordato, e eseguiremo, sarà anche una manifestazione un po' più complessa, perché eseguiremo delle danze con delle bambine della nostra scuola di danza, che eseguiranno delle danze russe. Sarà presente anche il console, speriamo il console russo, o un delegato del consolato russo, e sarà anche un'occasione per riaffermare, diciamo, i vincoli di amicizia fra il nostro paese, la nostra regione, specialmente il Veneto, e la Russia, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di vicinanza, di valori. Certo. Perché noi diciamo sempre che chi tocca la Russia tocca anche i nostri valori più profondi, che sono i valori, diciamo, i nostri valori più profondi, direi che esatto, sono così. Poi ognuno riesce a declinarli come meglio crede, senza riuscire a fare un elenco. Però quando dici i nostri valori più profondi, tocchi una corda che io direi di lasciare poi a tutti gli ascoltatori decidere quali sono, anche perché la civiltà è quella che ci contraddistingue tutti, da Vladivostok a Lisbona. Quella roba lì dovrebbe chiamarsi più o meno Europa. Abbiamo un minuto ancora, io non so a chi dei due dirlo, ma direi proprio a Luciano Sandonà di spiegarci meglio esattamente sabato a che ora e dove, per chi volesse partecipare. Allora, sabato alle ore 10:30 a Marsango di Campo San Martino, nei pressi del nuovo quartiere al Sole, inaugureremo la via Bambini di Beslan, appunto. Sarà una manifestazione che vedrà appunto la partecipazione dell'onorevole Salvini e anche di Luca Zaia, oltre che del console russo. Si svolgerà con dei discorsi appunto ufficiali, ma sarà anche un momento di intrattenimento, come ho detto, con delle letture esatto. dei bambini, che noi abbiamo fatto partecipare attivamente al ricordo di questi bambini russi che sono morti o sono rimasti feriti. Grazie mille a entrambi, Luciano Sandonà ed Ennio Bordato. L'appuntamento è per sabato a Campo San Martino alle 10:30 con Zaia, Salvini e un ricordo importante della strage di Beslan. Grazie mille a entrambi.
Grazie, arrivederci. E proprio Grazie. sulla strage di Beslan, Francesco De Gregori ha scritto una canzone che si intitola Il vestito del violinista e la mandiamo.
422. E siamo tornati in diretta qui su Rebelota Radio Padania. Sapete, questa trasmissione non si fa problemi anche a essere un sottofondo nel vostro pomeriggio. Io non chiedo l'attenzione massima, mi va benissimo che non ci stiate ascoltando, però io vi consiglio questa mezz'ora, amici del sottofondo, che comunque a cui va comunque un grande abbraccio. Bene, amici del sottofondo, fate attenzione perché abbiamo un ospite che forse potrete gradire e ve lo annuncio subito, è il grandissimo Gentilini da Treviso. Buon pomeriggio Gentilini. Ciao popolo padano. Ecco, grazie, così non siamo sicuramente più sottofondo perché tutti quanti hanno girato la testa verso la radio, anche chi non è alla guida e già lo fa di suo. Allora Gentilini, prima di tutto come stai? Beh dai, l'età è quella che è, ma sono perfettamente in forma e pronto sempre a combattere. Difatti vado ogni giorno al K3, dove è la sede della Lega, ad ascoltare il mio popolo. Vedete, carissimi padani, chi vi parla è lo sceriffo d'Italia numero 1, il quale ha amministrato la città di Treviso sia come sindaco sia come vice sindaco per 20 anni. È stato il primo capoluogo di provincia Treviso nel 1994 a vincere il nome della Lega, di quel grande movimento che ha portato l'Italia ad essere conosciuta in tutto il mondo. Specialmente Treviso è stata conosciuta in tutto il mondo perché i nostri principi del popolo veneto sono i principi dei nostri avi e noi li abbiamo difesi e siamo ancora in tensione per vincere ancora, perché adesso abbiamo un grande obiettivo: vincere nuovamente la regione Veneto, e l'unico mostro sacro è Luca Zaia. Tutti gli altri sono mostriciattoli che vanno schiacciati, anche i mostriciattoli degli avversari. Io non entro in merito al giudizio, ma richiamo da vecchio studente del liceo classico, richiamo un poeta, Giuseppe Giusti, il quale ha scritto una bellissima poesia, Il Re Travicello. E allora, popolo padano, se volete un giudizio sugli avversari di Luca Zaia, leggetevi questa poesia e avete la risposta esatta del valore di questi mostriciattoli che vogliono vincere le elezioni mentre vanno schiacciati politicamente. Allora Gentilini, il Re Travicello prometto che dopo la leggiamo. Prometto. Ecco, leggi, Ecco, però parliamo appunto di Treviso, perché Treviso è stata un'esperienza di lunghissimo governo della Lega, di cui tu sei stato, come hai detto, esatto, il sindaco sceriffo, anche in qualche modo così chiamato dai giornali. Poi succede che alle ultime viene a vincere invece il centrosinistra, adesso il sindaco si chiama Giovanni Manildo, e io facendo una ricerca molto facile, molto oggettiva, che tutti voi potete fare da casa, se scrivete su Google notizie Treviso e aggiungete una cosa molto semplice, potete scrivere, io ho scritto Treviso Carabinieri per avere un po' il polso della situazione, ebbene vi vengono le notizie dell'ultima settimana che voglio leggere in successione, poi sentire il commento moderato che ne farà sicuramente Gentilini. Allora, in successione cronologica da oggi alle ultime 2 settimane. Banda di albanesi investe con l'auto un carabiniere. Banditi al compro-oro, titolare minacciata incappucciata. Solo, senza riscaldamento né luce, era morto in casa da giorni, un dramma della solitudine. Questo è proprio di oggi, di un tal Alberto Gaggia che aveva 64 anni, sempre nel Trevigiano. E poi ancora un'altra notizia di sicurezza: scarcerato tra le polemiche, torna in cella una banda di furti, un albanese che era in fuga da 3 mesi. Non è, diciamo, il genere di notizie che nell'immaginario comune uno si aspetterebbe di sentire dalla zona del Trevigiano. Gentilini, come lo spieghi? Mai, vedi, io per giudicare questo momento storico della città di Treviso in mano alle orde barbariche
della sinistra bolscevica, mi richiamo a un detto dei miei paracadutisti: Treviso è in caduta libera senza paracadute e quindi destinata a sfracellarsi. Vedi, uno dei primi cardini che sono saltati è quello della sicurezza. Io durante 20 anni ho applicato il Vangelo secondo Gentilini, il quale diceva ordine, disciplina e rispetto delle leggi. La giunta Manildo e Manildo in persona ha aperto la città di Treviso ai venditori ambulanti, agli zingari, a quelli che chiedono l'elemosina. C'è stata una ondata di buonismo, il quale ha penalizzato la città di Treviso, per cui adesso io giro sempre come una volta. 20 anni, in 20 anni io non ho mai fatto un giorno di ferie, sabato, domenica, Natale, Capodanno, Pasqua, sempre in mezzo al mio popolo. Adesso, quando io giro per i quartieri, la città non si chiama più Treviso, città gioiosa della Marca trevigiana, adesso è la città del pentimento. Nessuno ha votato Manildo e chi ha votato maledice quella volta che lo ha votato. Ecco, questa è la filosofia comunista che sta cosiddetta asfaltando tutti i principi che io ho mantenuto e difeso per 20 anni. E questo buonismo, che forse trova anche un appoggio dalle autorità ecclesiastiche, sta distruggendo quella oasi di pace, di tranquillità e di sicurezza che io avevo instaurato. Adesso i cittadini sono penalizzati perché non riescono più a uscire per le strade, perché hanno paura. I negozianti mettono le inferiate, tutti i congegni antifurti, eccetera. È diventata una città non più sicura, e questo qua lo dobbiamo a questi personaggi che sono stati eletti, i quali, guarda, carissimo popolo padano, mi hanno rapinato la città con la percentuale del 25%. E sapete perché? Perché su 66.000 elettori, 30.000 non sono andati a votare. Cioè il centrodestra e qualche anche leghista non ha votato per Gentilini, ma non perché non credessero più nei principi, ma perché la maggior parte era convinta che Gentilini vincesse tranquillamente. Ma comunque il risultato dopo 2 anni e mezzo è deleterio. Treviso non è più quella città ridente di una volta, e adesso quando calano le prime ombre c'è la paura. Ma vedi, io nei primi anni dal 94 in poi avevo chiesto al governo nostro e anche al governo leghista con Berlusconi e Bossi che l'esercito fosse impiegato a difendere il territorio italiano. Fui tacciato da fascista, da nazista, non volevano, mi dicevano Gentilini vuole militarizzare le città. Io invece avevo detto che ci doveva essere una difesa dei confini della patria. Io avevo detto nessuno deve superare le acque territoriali. Gentilini, perdonami.
Gentilini, perdonami, proprio a proposito di difesa dei confini, di esercito e di acque territoriali, volevo darti un altro spunto, che è una dichiarazione di pochi giorni fa, che è di un senatore di area popolare, si chiama Franco Conte, e che dice questo, sempre su Treviso: mettere a disposizione la ex caserma Serena di Treviso per la prima accoglienza dei profughi sarebbe un'ottima soluzione, anche perché molti sindaci si sono già dichiarati contrari ad accogliere 2 o 3 rifugiati a testa, ossia a fare il loro dovere. Queste sono le parole del senatore di area popolare Franco Conte. Come le commentiamo, Gentilini? L'esercito deve essere richiamato dalle operazioni di pace per difendere i confini italiani. E vedi, a quel tempo ero tacciato da fascista, da nazista. Adesso anche Luca Zaia chiede l'intervento dell'esercito. E vedi, a quel tempo, nel 96-97, chiedevo a Treviso i vespri trevigiani, come erano stati fatti i vespri siciliani in Sicilia. Ti ricordi? Ecco. Mi ricordo, c'ero. Ti volevo chiedere una domanda però, Gentilini. Gentilini, ci sei? Vediamo se riusciamo a fargli la domanda, perché poi sapete Gentilini è un fiume in piena, quindi quando gli diamo la parola, poi giustamente, e penso sia un piacere per voi, almeno a giudicare dagli SMS, sentire le sue opinioni sempre molto tranchant, ma volevo chiedergli un parere anche sui profughi, perché come vi ho detto prima c'è un senatore di area popolare, Franco Conte, proprio penso della zona, che dice che i comuni devono fare il loro dovere e accogliere 2 o 3 rifugiati a testa, altrimenti la caserma Serena di Treviso deve diventare un centro di prima accoglienza. Vorrei sapere da lui che cosa ne pensa. Adesso però abbiamo forse qualche problemino di linea e vediamo se riusciamo ad averlo poi in linea di nuovo. Gentilini, non lo so, abbiamo qualche problema di linea mi sembra con il regista. Intanto arrivano i vostri SMS, vediamo, però sì, ce l'abbiamo. Gentilini, sì. Ha sentito la domanda sui profughi in caserma Serena, come li vuole il senatore? No. Io ho detto che i profughi non sono profughi, sono clandestini e quindi vanno trattati da clandestini, perché io li vedo e se invece di venire qua dovrebbero difendere la loro patria, le loro nazioni, le loro città, perché vedi, io ho preso per le orecchie un giorno Maroni, perché è stato un po' lui che ha così allentato i legacci, riconoscendo lo stato che sono dei profughi. I profughi, ho detto, i profughi sono quei cittadini del 15-18 che avevano la guerra sulle rive del Piave, sul Montello, sul Grappa. Questi non sono profughi, sono lavoratori. Quando è stato eliminato Gheddafi, e che è stato l'errore storico più grande di questo momento, erano tutti lavoratori che andavano a Gheddafi. Invece di ritornare nei loro paesi, hanno preso le barche pagandole 3-4 mila euro per cranio e sono venuti qua in Italia. Vedi, è stata una politica sbagliata completamente e quindi io non sono d'accordo su queste che vengano adesso allocati nella caserma Serena. Ma poi un'altra cosa, vedi, qui sotto c'è un grande interesse pecuniario, perché tutti quanti accettano queste persone perché sono pagati profumatamente, e da me venivano i pensionati con 400 e 500 euro al mese e non riuscivano a sbarcare il lunario e venivano a dirmi: signor sindaco, io non riesco a sbarcare il lunario, e questi qua che vengono dal continente nero prendono 1200-1300 euro di appannaggio mensile. Vedi dove la Lega non ha applicato quel Vangelo che era
creato da Gentilini ma che era preso da Bossi. Io vedi, davanti a me ho un quadro Gentilini e Bossi nel 1998. Poi momenti storici, ecco. E quindi io non sono d'accordo di fare occupare le caserme da questi profughi, e questi profughi, sia chiaro, vanno respinti. Ecco, Gentilini, Potranno perdonami, essere aiutati soltanto coloro che hanno le caratteristiche di profughi, ma profughi sono molto ma molto pochi. Gentilini, volevo leggerti qualche messaggio che ci è arrivato. Abbiamo Mario da Monza Brianza che dice complimenti sceriffo, poi ancora Gabriella che dice grande Gentilini, e un altro che non si firma dice l'ars oratoria di Gentilini è fantastica, e ti dice che sei un poeta guerriero. Poi Walter da Mestre che dice Gentilini uber alles, insomma tantissimi messaggi d'affetto, quindi c'è ancora un fortissimo legame con il popolo veneto da parte tua, vedo, e non solo nelle zone di Treviso ma anche insomma anche fuori dai confini della tua città. Sì, ma ormai c'è il buonismo e la tolleranza caldeggiata, perché questa non è la Caritas che mi hanno insegnato in 9 anni di collegio vescovile Pio X di Treviso. Questa è una Caritas pelosa. Tutti quanti vogliono mettere la mano dentro sul vaso della marmellata, hai capito? E poi leccarsi le dita. Ecco, io ho capito perfettamente con questa immagine, un vero poeta guerriero. Gentilini, io ti ringrazio di questo collegamento, ne faremo altri. Va bene, va sempre bene. Pronto. Grazie mille Gentilini, un piacere davvero sentirti. Il popolo padano, ricordatevi, votate Zaia, solo Zaia, il mostro sacro è lui, tutti gli altri mostriciattoli vanno schiacciati. Grazie mille Gentilini, e così risichiamo, come si dice in questi casi quando si rosica qualche minuto, perché allora prima di tutto avevo da fare una precisazione. Sono contento che Gentilini abbia in qualche modo lambito il tema, non ci siamo né dimenticati né disinteressati di quella che è, diciamo così, la querella interna che ha come perno Flavio Tosi. Non stiamo parlandone perché non sta succedendo niente di nuovo e quindi è inutile aprire le linee come siamo soliti fare e confrontarsi sul punto che è ancora quello dove ci eravamo lasciati una settimana fa. C'è solo tra le tante un'ANSA che mi sento di leggervi perché ha, diciamo, un profilo preoccupante, se fosse confermata, preoccupante per un padanista, per un autonomista e per un leghista nel senso più lato del termine, che dice: Roma 10 marzo, il sindaco ribelle della Lega Nord Flavio Tosi potrebbe incontrare oggi a Roma il segretario dell'NCD Angelino Alfano. Lo si apprende da fonti parlamentari. La scorsa settimana il primo cittadino di Verona ha visto, ma lì ufficialmente, per parlare di sicurezza, il ministro, obiettivo degli attacchi politici di Matteo Salvini. Il segretario della Lega non gradì. Tosi minaccia di presentare una propria lista in Veneto con NCD in alternativa a quella del candidato leghista Luca Zaia. Questa è un'agenzia ANSA di pochi minuti fa, io ve la leggo con tutto il beneficio di inventario che va dato a un'agenzia d'ANSA messa, diciamo, nel novero delle tante agenzie che si stanno in questo momento susseguendo, si stanno rincorrendo su questo caso ancora piuttosto fumoso da dipanare. Quello che è certo è che su Radio Padania, appena ci sarà una decisione in un senso o nell'altra, ne parleremo assieme a microfoni aperti. Quello che è certo è che un'ANSA non fa primavera, quindi in ogni caso ci può preoccupare il fatto che ci sia un incontro Angelino Alfano e Flavio Tosi. Speriamo però di essere presto smentiti dalla realtà. Nel frattempo noi dedichiamo questa canzone a tutti i pompieri, e sì, sapete perché? Perché questa canzone viene utilizzata come segreteria telefonica e come suoneria da alcuni pompieri dispersi in Italia che usano appunto questa canzone qua, che adesso capite qual è.
cui abbiamo parlato del Veneto un po' in tutte le sue sfaccettature, sia nel Veneto riconquistato, ma per quanto dal centrosinistra, ossia la città di Treviso, per anni feudo dello sceriffo Gentilini, che poco fa abbiamo sentito proprio in diretta con noi raccontarci quello che succede tutti i giorni in quella città, e poi insomma non c'è bisogno di fare riassunti. Chi l'ha sentito ha avuto il piacere di goderselo come ci si gode un buon disco, anche perché Gentilini davvero basta da solo. A un certo punto io ho voluto fare delle domande, ma potevo benissimo prendermi 20 minuti di libertà e lasciarlo fare, perché sicuramente non avrebbe smesso di parlare, non avrebbe smesso di dire cose tranchant. Abbiamo ricordato la strage di Beslan, che vi ricordo ancora sarà proprio celebrata a Padova, a Campo San Martino, questo sabato alle 10:30, un momento importante per ribadire la vicinanza tra il Veneto e la Russia, e soprattutto tra le persone, al di là dei confini, al di là dei buonismi, ma diciamo così, alla faccia di chi vorrebbe mettere popolo contro popolo e poi per giunta tacciare di razzismo chi questo gioco del divide e timpera mette in così, smaschera, no? Smaschera, come cerchiamo nel nostro piccolo di fare noi. Cercheremo nelle prossime puntate anche di tornare sul caso di cui abbiamo toccato ieri, era proprio il caso Nemtsov, che ha, guarda caso, una pista cecena, quindi ci torneremo nelle prossime puntate. E poi quell'agenzia preoccupante sulla faccenda Tosi che vi ho letto prima, quella per cui oggi ci sarebbe un incontro tra Flavio Tosi e Angelino Alfano. Aspettiamo e speriamo di leggere una smentita, anche perché un vostro SMS è arrivato subito, appena finita di leggere questa agenzia, dice: beh, se Tosi si allea con Alfano può anche andare a dire addio non solo alla Lega, ma proprio alla sua carriera politica. In effetti, ve l'ho detto, prendiamola con le pinze, perché uno è un'agenzia senza dichiarazioni, due davvero sarebbe un qualcosa che va addirittura anche contro la razionalità, perché la Lega, insomma, da mesi, ormai davvero dall'insediamento, direi che su Angelino Alfano vi abbiamo raccontato tutti i motivi per cui è un ministro dell'interno nei migliori dei casi inefficienti, nei peggiori dei casi addirittura ci sono state delle opacità che vi abbiamo raccontato giorno dopo giorno, anche per quello che riguardava l'operazione Mare Nostrum, e poi è scoppiato il caso di Mafia Capitale, che guarda caso non ne parla più nessuno. Sulla stessa linea d'onda anche Ciso, che ci scrive: se l'acqua fosse inquinata dalla fonte andrebbe fermata subito senza inquinare anche quella buona. Insomma, è sicuramente un momento di grande fibrillazione interna quello che riguarda quello che i giornali chiamano il caso Tosi. Vedremo come andrà a finire, e l'unica garanzia che posso darvi qui da Radio Padania Libera è che cercheremo di essere i primi a darvi una notizia definitiva, e forse con la con la certificazione di essere una fonte affidabile quando si parla non solo di altre cose, ma soprattutto anche quando si parla di Lega, e poi che apriremo le linee per un libero confronto, qualsiasi sia l'esito, sia che l'esito dovesse essere un esito di ricomposizione dei dissidi, sia se dovesse essere invece una cesura tra le varie posizioni che diventi a quel punto irricucibile. E cercheremo anche di ricostruire i veri termini di questo dissidio, che sinceramente da osservatore e da parte in causa mi sembrano in qualche modo confusi, anche perché mi sembra che il punto in questione sia la candidatura di Luca Zaia, e finora a parole pubblicamente nessuno sta dicendo espressamente di essere contro, anche se le condotte, voi lo sapete bene, non si giudicano soltanto per quelle che sono le frasi che vengono messe tra le virgolette sui giornali, ma anche per tutte le realtà correlate, e quindi vedremo di darvi conto di tutto questo. Io ci tenevo a dedicare 4 minuti a questo piccolo resumé per rassicurarvi che stiamo anche noi seguendo la cosa, però piuttosto che aggiornarvi di agenzia in agenzia preferiamo aspettare che qualcosa succeda e poi confrontarci liberamente con voi, perché nel frattempo, anche se ai giornali sembra interessare altro, il mondo continua a girare e di cose ne succedono, e non solo nel mondo, anche in questo strano paese noto come l'Italia. Adesso un po' di pubblicità e vedrete quante ne succedono con il nostro GR. Un ristorante stellato non può costare come un fast food. La qualità ha un prezzo, ma per fortuna non sempre.
Per la tua auto con più di 4 anni scegli Ford Motorcraft Service. Cambio olio, filtro dell'aria a 110